Cresce Fratelli d'Italia in provincia di Belluno, la migliore in assoluto in termini di preferenze al partito, da oggi rappresentato a Venezia da Dario Bond, neo assessore alla montagna, agricoltura, caccia pesca, demanio idrico, bonifiche e coordinamento fondi europei, e Silvia Calligaro, prima dei non eletti, che entra a pieno titolo a Palazzo Ferrofini a rappresentare la montagna nel suo paradigma più puro di efficienza e sostenibilità. Quello che la montagna e la provincia di Belluno ha bisogno è di regole chiare e soprattutto cucite su misura per un territorio che necessariamente è diverso rispetto ad altri territori di pianura. Non si parla semplicemente di risorse, ma di regole e regolamentazione completamente diversa. La specificità, meglio l'autonomia di Belluno, oggetto dell'accordo preelettorale sottoscritto dal neo assessore Dario Bond con il movimento Bard, sarà il centro del mandato dei due esponenti di Fratelli d'Italia, da oggi l'uno a Palazzo Balbi, l'altra al Ferrofini. Io sono uno con notevole esperienza, anche il percorso della specificità della provincia di Belluno dello Statuto era non facile, l'abbiamo portato a casa. Poi purtroppo per una serie di motivi, la legge del Rio, una visione della regione diversa da quello che si vorrebbe e che si voleva, ha portato a non attuare la famosa legge 25 sulla specificità della provincia di Belluno. Adesso c'è una novità, c'è una legge nazionale sulla montagna che potrebbe in qualche maniera permetterci di costruire un'impalcatura con dei capitoli speciali per la montagna veneta. I primi segnali potrebbero arrivare già con il bilancio 2027, intanto subito al lavoro. Chiederò aiuto all'ex assessore Bottacin perché non si butta via niente, afferma Bond. Vale per la questione delle grandi concessioni idroelettriche, come per i fondi di confine che il neo assessore continuerà a guidare almeno per un anno. Individuato in provincia un ufficio che possa fungere da coordinamento anche per i fondi europei. Al tavolo della conferenza stampa convocata per dare ufficialità ai nuovi rappresentanti bellunesi a Venezia, Gongola, il numero uno di Fratelli d'Italia in Veneto. Una provincia che è sempre stata particolarmente, diciamo così, attenta alle figure che rappresentano questo partito. Oggi possiamo schierare un assessore di grandissima esperienza, di bravura come Dario Bond, un consigliere che viene dal territorio e che è sindaco, è stato sindaco fino al momento in cui decadrà proprio per entrare in consiglio regionale, a dimostrazione della crescita di un partito. Oggi abbiamo due riferimenti forti e lavoreremo insieme, lo faremo nell'interesse esclusivo di questo territorio.